Buongiorno, sono Gregorio Bonaldi, lavoro per Attila Società che ha circa un paio d'anni di vita, con sede qui a Milano. E ieri siamo venuti, sono venuto io come rappresentante della mia azienda, sia per presentare una piccola applicazione che abbiamo fatto, diciamo solo per introdurre il web, sia per presentarci come azienda interessata e che direi molto allo sviluppo appunto di applicazioni per iPhone, sia per quanto riguarda applicazioni nostre che applicazioni da sviluppare collaborando con altri. La nostra attività riguardava già precedentemente allo sviluppo delle applicazioni per iPhone in mobile. Eravamo infatti un partner con un'azienda di Torino che comunque aveva a disposizione un protocollo proprietario di Drupal, che è il nome dell'azienda, che permette di fare delle applicazioni mobile di tipo client server che utilizzano scrittura in Java, che praticamente ci permette di fare delle applicazioni per ciclare di generazione classici Nokia, per intenderci. Quindi noi, partendo comunque da questa esperienza, che tra parentesi comunque è una particolare perché è un applicativo molto particolare, che si basa molto più sull'economicità piuttosto che sui contenuti e sulla presentazione, abbiamo deciso comunque di introdurci nell'ambiente Apple, diciamo. Questa è stata una nuova sfida per noi e abbiamo deciso di partire con una semplice applicazioncina, diciamo di quelle che sono catalogate sotto la sezione lifestyle, quindi quelle ludiche, quelle che non servono né per il lavoro né per altro, ma prima di tutto perché solamente facendo le cose si imparano veramente, e in secondo luogo per entrare in contatto col mondo Apple, con la profila che c'è nell'App Store, con la pubblicazione, per vedere come effettivamente, per toccare con mano queste cose, e anche per entrare in contatto comunque con la comunità degli sviluppatori. Questo anche grazie al Club iPhone OS, che comunque non ci interessa comunque l'aspetto della collaborazione, della partnership, quindi diamo molta importanza a queste cose. La nostra applicazione si chiama appunto Shipping Wisdom, è un'applicazione che, detta in parole povere, allo ship dell'iPhone fa comparire una runa dell'alfabeto fenicio con un'applicazione associata che dà un consiglio sulle decisioni da prendere, una specie, cioè diciamo scimmiotta, tra virgolette, l'oracolo fenicio che si faceva tramite la divulgazione delle rune dell'alfabeto. Perché l'alfabeto fenicio? Perché il nome della nostra azienda, Attila, è il nome della definizione della saggezza, e quindi abbiamo deciso da una parte di fare un'applicazione semplice, facile e diciamo per gioco, per metterci alla prova come saremmo in grado di farlo. In secondo luogo comunque di connotarlo comunque con qualcosa che si facesse alla nostra azienda, in quanto Attila per il nostro nome. Come ho detto, richiama l'eliminazione delle rune fenicie, e utilizziamo lo ship, c'è un'idea che ci è venuta per renderla un po' meno scontata di quello che poteva essere. Cioè facciamo un'applicazione semplice, tra virgolette, magari può pensare stupida, ma facciamo in modo un po' simpatico. Dal punto di vista tecnico, il funzionamento è esattamente questo, che si vede qui nell'animazione. E le caratteristiche tecniche sono quelle, cioè praticamente viene mappato l'evento motion shape con i metodi forniti dal SDK Apple, che tra l'altro ci permette, come saprete, di non dover calcolare manualmente le deviazioni dell'accelerometro senza preoccuparsi dei vari ruoti così. Viene generato un simulato di stazione casuale con l'Arc for Random, che anch'essa non può essere random, comunque anche questo non è disponibile, e vengono fatte delle semplici trasformazioni di forma e di scala per quanto riguarda le rune così, che sono comunque associati sempre con i metodi, diciamo, di base dell'SDK Apple per creare animazioni, quindi inserisco le varie trasformazioni dell'animazione vengono fatte in automatico. Dopodiché, come avete visto, la funzione di fade out, che è associata a un timer che fa scattare questo alla comparsa, e il selettore viene associato alla funzione di fade out che si occupa di fare le animazioni, diciamo, di scomparsa. Questo comunque è la nostra applicazione. Diciamo, questa applicazione è tra virgolette una scusa, un modo per presentarci come azienda, perché noi abbiamo in futuro l'idea, anche la voglia di
sull'applicazione iPhone. Quindi stiamo già ideando noi svilupperemo delle nuove applicazioni che riguardano sia due rampi principali: il mashup di servizi web e l'integrazione con piattaforme quali per esempio CRM aziendali. Per quanto riguarda il mashup, pensavamo di creare applicazioni che, appunto, facendo il mashup di uno di più servizi web che magari sono chiamati in catena uno con l'altro, di creare un unico servizio omogeneo reso disponibile sull'iPhone, senza evitando all'utente il continuo interrogare magari più siti internet, più pagine, più interfacce per avere questi servizi. Per quanto riguarda invece le integrazioni con le piattaforme aziendali, quali potrebbe essere un CRM o una gestione documentale o un ERP, pensavamo e comunque stiamo progettando di utilizzare la tecnologia web service che sulle piattaforme open source cui noi siamo orientati sono disponibili, per comunque creare delle applicazioni iPhone che mettessero a disposizione le funzionalità che sono necessarie, diciamo, al commerciale, per capirci, quando è fuori ufficio, classe commerciale che non ha voglia di prendere il computer, che con i fogli, per i propri note, adesso già fanno posto che portarti che non usi mai il telefono a polvere, ti diamo l'iPhone con 4 funzioni, inserimento da spese, così per capirci. Un'altra direzione in cui vogliamo sviluppare appunto l'area dell'applicazione iPhone è la partnership con aziende, con persone che hanno idee da sviluppare e noi mettiamo a disposizione la nostra buona capacità di sviluppare, di fare veramente fisicamente le applicazioni per creare appunto le nuove applicazioni. E detto questo, siamo comunque mettiamo a disposizione anche le nostre competenze esterne al mondo iPhone OS. Quindi noi siamo specializzati in cloud computing, siamo comunque molto interessati a questa cloud computing, come ai software open source e integrazione e consolidazione di questi ultimi. Quindi possiamo mettere a disposizione queste nostre competenze per magari creare una piattaforma da cui poi, per dire, l'iPhone e la nostra applicazione iPhone potrebbe parlare, potrebbe dialogare per avere dei servizi. Ovviamente con il fatto che tutto open source è integrato, personalizzabile e a basso costo. Anche il cloud computing dà la possibilità di avere a disposizione delle infrastrutture scalabili e notevoli a basso prezzo. Vi sono molti, e questo ci dà, noi mettiamo a disposizione anche questo per future collaborazioni, sempre nell'ottica comunque di arrivare ad avere quelle applicazioni nuove. Niente, questa è la nostra presentazione, grazie per la disponibilità, e se volete andare a provare la nostra applicazione su App Store, cercare un Wisdom si chiama, e questo è il riferimenti fotaggi.com, c'è il sito internet dove a breve dovrebbe essere anche sezione per programmazione e fonti, però c'è comunque a qualsiasi risposta, a qualsiasi quesito probabilmente rispondono personalmente, sono, diciamo, gli esperti, tra virgolette, dell'azienda di iPhone. Niente, grazie mille, buona parola. Posso fare una domanda? Da quanto tempo avete sulla console Wisdom? Un mesetto. Ci può dire quanti download sono stati fatti? Allora, l'applicazione a pagamento costa 7 euro la prima fascia per 79 centesimi e è stata fatta per una trentina di persone. È stata pubblicata direttamente in inglese, per ora siamo abbastanza soddisfatti, cioè, visto come l'abbiamo preso una prova, un tassi.